Saranno gli allievi attori e attrici del terzo anno dell'Accademia Teatrale Carlo Goldoni del Teatro Stabile del Veneto a rappresentare la Passione di Cristo in vista delle festività pasquali. Due gli spettacoli previsti martedì 15 aprile alle 18 e alle 21 alla chiesa di Santa Caterina a Padova, già tutti sold out. Un'occasione per gli allievi della Scuola dello Stabile del Veneto di riscoprire un'antica forma di teatro che sta all'origine della tradizione teatrale. Il testo, adattato dal regista Andrea Chiodi, è tratto da una raccolta di fine Cinquecento di riscritture di sacre rappresentazioni di origine medievale. È un rapporto tra una madre, in questo caso Maria, e un figlio, in questo caso un figlio un po' eccezionale, Cristo. Però essendo loro in qualche modo tutti figli, hanno capito che cosa c'era sotto questo testo e per farlo, per portarlo in scena, uno non può pensare a che cosa sono stati Maria e Cristo, non lo sappiamo, ma sappiamo cos'è un rapporto tra una madre e un figlio e questo i ragazzi l'hanno colto subito. È la seconda volta che lo Stabile del Veneto e il Centro Universitario Padovano uniscono le forze per far scoprire un passo chiave della storia cristiana. Pur essendo un linguaggio del Medioevo, ma è un testo attualissimo perché riporta una storia che è attuale, la storia dell'umanità. La storia di Cristo morto anche innocentemente e ci riporta tutte le morti dei nostri tempi di tante persone, uomini e donne che muoiono innocentemente. È importante riscoprire le nostre radici cristiane, ha spiegato poi il presidente della Fondazione del Teatro Stabile del Veneto, in un modo non solo che guarda al passato ma anche al presente. Credo che sia un regalo che la scuola sta facendo a Padova. Una sacra rappresentazione non si vede dopo tanto tempo. Noi lo abbiamo inteso come un nostro dovere esserci ed esserci anche in questo periodo.